Buongiorno, bentornati con Icon. Questa volta siamo a San Polo di Piave, siamo davanti a Villa Papadopoli Giollo, questa famosissima villa costruita all'inizio del Novecento su est di un castello, dove si avvengono anche manifestazioni con uno stupendo parco, dove anche hanno suonato svariate volte anche i solisti veneti. Però c'è una storia dietro a questa villa che adesso andremo a conoscere, perché le origini dello stanziamento in questa zona risalgono all'età romana. Andiamo a vedere. Qui, come possiamo vedere, siamo nella parte meridionale e stiamo inquadrando la facciata, quella che dà direttamente davanti alla chiesa. Ma qual è la storia di questo territorio? Questo territorio è completamente coperto dalle foreste in età antica, c'erano anche paludi. Con l'età romana si è cominciata la bonifica di tutto questo territorio, difatti sono rimasti numerosi tracce della centuriazione in tutta l'area, sono stati trovati reperti, resti di edifici romani corrispondenti a ville rustiche, e in questa zona nel pieno medioevo compare per la prima volta il nome di un castello. La prima citazione, dicevo, è del 1192, viene nominato il castello come parte dei possessi e delle dipendenze del patriarchi di Aquileia. Poi in quello stesso anno è ricordato per un assedio fatto da parte del comune di Treviso. Nel corso del XIII secolo quest'area diventa prima gastallia e poi nel 1386 capitanato. Questo corrisponde a cosa? Corrisponde quindi alla presenza di ricchezze date dalle lavorazioni agricole che devono essere gestite, quindi già da questi dati capiamo che il territorio era ricco di agricoltura, di allevamento, ed era un'importante fonte di reddito. Ed è proprio a partire dal XIV secolo, quindi dal 300, che compare la denominazione la Villa di San Polo per identificare tutta quest'area. Molti poteri si sono succeduti per gestire questo territorio, ricordiamo Ida Camino, il comune di Treviso, il patriarca di Aquileia, Ida Romano e la Serenissima stessa. Nel 1412 il castello infatti viene distrutto da Carlo Malatesta in ritirata e ormai siamo alla fine della grande epoca dei castelli, ormai sia verso le residenze oppure le fortezze. La fortezza qui non verrà mai costruita, per cui immaginiamo che rimanga qualcosa legato alla presenza del castello per diversi secoli, trasformato in residenza. E perché? Perché sappiamo comunque della presenza nel corso di tutti i secoli, a partire dal 1452, di famiglie nobili aristocratiche che si passano la proprietà. Qui abbiamo nel 1452 il doge Francesco Foscari che la concede a Niccolò Valentino. Nel 1503 la famiglia Gabrielli, nel 1814 Vivanti e nel 1822 la famiglia Papadopoli, che amplia e ricostruisce con due progetti, il secondo non completo, nel 1850 e nel 1888 il castello. Le prime forme vengono del 1850, cambiano completamente dopo la prima guerra mondiale, quando durante questo periodo ospita il comando austro-ungarico, ma nel 1919 la famiglia Papadopoli vende al commendator Joll il palazzo, che finalmente può attuare l'ultima ristrutturazione sui progetti del 1888, quindi siamo passati dal 1919 al 1888, quindi pensate quanti decenni sono passati per l'attuazione che vediamo adesso, con un progetto in stile neogotico inglese definito Tudor. Difatti è ben riconoscibile, assomiglia moltissimo alle residenze inglesi della campagna, delle sconfinate campagne, e non a caso viene creato un lago e un enorme parco secolare tutto attorno di 12 ettari che tuttora può essere visitato. C'è un biglietto d'ingresso, però è un posto molto particolare, molto di silenzio, nonostante sia vicino a una strada di ampio traffico, come potete vedere.
ed è che è aperto per le visite o anche per concerti ed eventi. Da San Polo di Piave è tutto, da Villa Papadopoli Gel vi salutiamo sperando di avervi raccontato un'altra storia importante per la conoscenza del nostro territorio. Ciao a tutti!